Il sommario di questa settimana, un servizio per aggiotaggio e usura. Finimpresa assemblea il 30 aprile, un concorso di design per l'arredo urbano ed infine la mia impresa, ricerca sull'imprenditoria femminile. Buon weekend e ben sintonizzati su Telebelluno e Radio Belluno per questa puntata di Impresa Diretta. Cause contro le banche per aggiotaggio e usura. Confartigianato Imprese Belluno offre alle imprese associate un nuovo servizio attivato in questi giorni in convenzione con SDL, Centro Studi di Brescia. La proposta dell'associazione trova origine nella difficile situazione attuale, spiega il presidente di Confartigianato Imprese Belluno Giacomo Deon, con l'intento di dare alle nostre imprese un supporto professionale per la verifica dei rapporti bancari. Le imprese infatti non possono più soggiacere tout court alle condizioni delle banche. Lo stesso governatore della BCE, Mario Draghi, durante un intervento all'Università di Amsterdam nei giorni scorsi, ha strigliato gli istituti di credito affermando: «È grave che non prestino il denaro a tassi ragionevoli». Noi lavoriamo da sempre al fianco delle aziende, precisa il presidente di Confartigianato Imprese Belluno Giacomo Deon, per far nascere rapporti positivi tra impresa e banca, non per demolirli. Ma quando le banche esagerano è giusto dare alle aziende uno strumento per difendersi. Con questa convenzione il supporto che offriamo è concreto, anche perché l'analisi che precede la decisione di far causa alla banca è completamente gratuita e non grava quindi sui magri bilanci delle aziende. Nei servizi che seguono questo telegiornale un approfondimento sull'iniziativa. Sul decreto per i pagamenti della pubblica amministrazione continua il pressing di Confartigianato per correggerne alcuni contenuti. Confartigianato infatti chiede il potenziamento del meccanismo di compensazione tra i debiti degli enti pubblici verso le imprese e i debiti fiscali e contributivi delle imprese verso lo Stato. Il meccanismo, benché già presente nel decreto, presenta troppi paletti ed è previsto solo a partire dal 2014. Secondo obiettivo di Confartigianato è l'anticipazione al 2013 dei secondi 20 miliardi di euro attualmente previsti nel 2014, ma la priorità è rendere effettivi i pagamenti. Infatti diventerebbe la prima manovra di sviluppo dopo molti anni, moltissimi anni. Finimpresa ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci martedì 30 aprile alle ore 18 presso la sala riunioni della sede di Belluno. All'ordine del giorno la presentazione del bilancio 2012 e il rinnovo del collegio sindacale. Sarà l'occasione per illustrare l'attività dell'organismo di garanzia che ha chiuso il 2012 con un aumento di soci e un andamento stabile degli affidamenti. Tutti i soci sono invitati a partecipare all'appuntamento. L'azienda Fent Marmi di Serenda e Grappa, in collaborazione con il Comitato Provinciale della Mostra dell'Artigianato di Feltre e l'Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno, ha indetto un concorso di design per la progettazione di oggetti di arredo urbano che valorizzino l'impiego delle pietre locali. Il bando di concorso scade il prossimo 30 maggio ed è scaricabile dai siti www.mostraartigianatofeltre.it oppure www.fentmarmi.com. Per gli interessati risulta opportuno consultare il bando quanto prima, perché solo fino al prossimo 30 aprile sarà possibile chiedere gli eventuali chiarimenti alla segreteria. L'imprenditoria artigiana bellunese al femminile nel volume La mia impresa, nuovi lavori e nuove professioni, l'imprenditoria femminile in Veneto. Si tratta di una ricerca presentata nei giorni scorsi a Vicenza, realizzata dalla Commissione regionale Pari Opportunità e da Confartigianato del Veneto. Il lavoro mette a confronto il Veneto e tutte le province. La fotografia scattata mostra un'imprenditrice artigiana femminile bellunese con connotati ben precisi e una vitalità determinante nel mitigare l'andamento negativo dell'intero comparto provinciale. A Belluno infatti presenta un tasso di sviluppo nel biennio 2011-2012 pari al 5,6%, di contro quello dell'intero universo delle imprese artigiane è negativo, meno 1,7%. L'elemento che più la distingue dal quadro regionale invece è la marcata e quasi esclusiva presenza delle donne al comando nelle aree tipiche del genere, quali i servizi alla persona e il manifatturiero tradizionale. Nel Veneto sono invece numerose le imprenditrici artigiane attive in settori innovativi, dalla high-tech alle energie rinnovabili. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra parte informativa, adesso ci sono i servizi di approfondimento. Un saluto a tutti i telespettatori. Non sono certo momenti buoni quelli che stiamo vivendo.
La crisi in atto attanaglia un po' tutti. Si sa quanto sia difficile la situazione sul fronte della produzione e dell'occupazione in tutti i comuni del Veneto e come le strategie economiche si trovino ad affrontare quotidianamente situazioni di vera e propria emergenza. Non sempre si riescono a superare i problemi solo grazie alla buona volontà e alla capacità di agire. Sono molteplici le cause che portano ad una drastica riduzione dei consumi e conseguentemente del lavoro. A seguito di una indagine tra le imprese artigiane effettuate per conto della Confartigianato Veneto, emerge che la prima richiesta delle imprese, quale aiuto per il superamento dell'attuale seria crisi, sia la riduzione della burocrazia e a seguire la riduzione della spesa pubblica con conseguente successiva riduzione delle tasse sulle imprese. Viene inoltre vista come essenziale una semplificazione per l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Comunque qualcosa si sta finalmente muovendo ed una serie di provvedimenti importanti si sta delineando all'orizzonte per quanto riguarda l'aiuto alle imprese da parte della Regione Veneto con la legge finanziaria regionale 2013. E proprio su queste opportunità intendo portare l'attenzione dei colleghi imprenditori e di voi tutti telespettatori. La legge finanziaria 2013 della Regione Veneto porta importanti provvedimenti anche per l'economia della nostra provincia. Un buon esempio sono i 2 milioni di euro specifici per il fondo di rotazione per interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno, meglio nota come legge per le aree di confine. Altri 21 milioni e 100 mila vengono assegnati al Fondo Unico Regionale per interventi a favore delle piccole e medie imprese. Seguono quindi altri interventi vari, fra cui le agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici, interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà. Viene altresì prevista l'istituzione di un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che versino in gravi condizioni economiche a causa di situazioni di difficoltà della propria impresa. Un'altra iniziativa senz'altro di valore è il fondo di rotazione per investimenti finalizzati al risparmio energetico che dispone di un'assegnazione di ben 23 milioni e 800 mila ed interviene con il 23% con contributo in quota capitale e con un finanziamento agevolato al 50%. Come avete potuto sentire, ora molteplici sono gli aiuti che vengono prospettati. Sta a noi imprenditori bellunesi cercare di coglierli, di attivarci quanto più possibile per sollevare le sorti di quelle imprese che si trovano in difficoltà e mantenere in buona salute quelle che ancora possono lavorare in relativa tranquillità. Gli uffici della nostra associazione sono a disposizione per la consulenza e l'assistenza a coloro che ne faranno richiesta. Grazie per l'attenzione. Confartigianato Imprese Belluno ha avviato in questi giorni un nuovo servizio per i soci, grazie a una convenzione con la società SDL Centro Studi di Brescia, un pool di avvocati e commercialisti esperti di scarsa trasparenza del sistema bancario, di errori esattoriali e di deficit aziendali. In un periodo come questo sono sempre di più gli imprenditori che si interrogano sui loro rapporti con gli istituti di credito e qualcuno ha cominciato a fare i conti di fronte a costi e condizioni sempre più impegnativi. Il nuovo servizio di Confartigianato Belluno offre proprio agli imprenditori l'assistenza nelle cause contro le banche per aggiotaggio e usura. Conosciamo i dettagli con la dottoressa Vania Corazza della società SDL. La convenzione stipulata con Confartigianato di Belluno permette a tutti gli associati di avere un'analisi sui controllo dei conti correnti, dei leasing e dei mutui che molto spesso sono effetti di usura e anatocismo. Ad oggi SDL ha controllato oltre 31.500 conti correnti, codificato 11.000 clienti e il 90% delle situazioni controllate sono appunto effetti da usura e anatocismo. Questo permette agli associati di avere una verifica di come si sono comportate le banche negli anni con loro ed avere una forza maggiore per andare eventualmente
in una trattativa di recupero, di conoscenza proprio della storia dei loro conti correnti, dei leasing e molto spesso anche dei derivati che molte aziende hanno sottoscritto con le banche. Si possono applicare anche un controllo sulle cartelle esattoriali, perché molto spesso anche queste sono affette di usura. Quindi questa convenzione permette agli associati di avere uno spiraglio di luce in una situazione di crisi come quella che si verifica ogni giorno. Il servizio viene erogato attraverso Confartigianato Imprese Belluno, a cui le aziende interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni e per la consulenza, telefonando al numero 0437 93 32 31. Bentornati alla rubrica Marketing in pratica. Quando un'azienda ha bisogno di cercare un nuovo fornitore, una tra le prime azioni che mette in pratica è quella di fare una ricerca in internet. Ecco che allora diventa necessario che la vostra posizione in internet, la vostra presenza in internet non sia generica, qualunquista o abbandonata del tempo. Darete l'impressione di un'azienda che non vuole farsi trovare o non è capace di promuovere la propria attività. Oggigiorno internet non è più uno strumento dove è necessario esserci, ma è uno strumento dove è opportuno esserci per essere trovati appunto dai possibili clienti. Come si fa? In quali modi è bene essere presenti in internet proprio per favorire la ricerca da parte dei possibili clienti? Beh, prima di tutto bisogna realizzare bene il proprio sito. Il sito deve essere sviluppato in maniera che sia leggibile dai motori di ricerca. In secondo luogo, i contenuti devono essere organizzati in maniera corretta e molto ordinata. I testi poi sono molto importanti perché devono contenere le parole chiave con le quali gli utenti possono trovarvi dai motori di ricerca. Infine, mappe, video e immagini sono tutti file multimediali molto apprezzati dai motori di ricerca. Inoltre i link, che possono essere i vostri fornitori, i vostri partner, addirittura i vostri clienti, possono essere molto utili appunto per favorire l'avanzata del vostro sito sui motori di ricerca. Quando avrete fatto un sito con queste caratteristiche, bene, questa è la base per partire eventualmente per fare poi una pubblicità online, mettere in pratica quindi delle attività di pubblicità, che sono di tre tipi. La prima è il banner, il classico banner che è lo spazio pubblicitario pubblicato in altri siti. La seconda, molto innovativo, sono il pay per click, utilizzato soprattutto da Google, per cui si paga la presenza in alto nella pagina appunto di ricerca di Google. Si paga per essere in alto. I link sponsorizzati si riconoscono dal riquadro giallo e pagherete Google ogni volta che l'utente clicca sul vostro link. Il terzo strumento è la newsletter, di cui abbiamo già parlato. Molto importante anche quando sarete in internet e avrete una presenza così strutturata in internet è anche vedere i commenti e come si parla di voi, che cosa dicono di voi in internet, quindi i commenti dei possibili clienti. Un commento positivo chiaramente è una pubblicità efficacissima, perché è un efficace passaparola online. Un commento negativo invece deve essere subito corretto, dovrete quindi subito intervenire per correggere, spiegare, eventualmente anche scusarvi naturalmente, perché internet non dimentica. In chiusura di Impresa Diretta ricordiamo il nostro numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta che torna settimana prossima su Telebelluno ogni venerdì alle 20:50 23:30, il sabato alle 14 e domenica alle ore 19. Radio Belluno invece rinnova l'appuntamento con Impresa Diretta ogni sabato alle 8:30, 12:45 e 19 e la domenica alle ore 11:30. Grazie per averci seguito.